offrire un omaggio canoro a tutte le mamme di famiglia, visto che oggi è la loro festa, sono venuti a trovarci appunto qui a casa nostra il tenore Bruno Venturini e il maestro Franco Zauli. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Allora Venturini, lei è stato definito l'ambasciatore della canzone italiana e il Marco Polo della canzone per aver cantato nei paesi più remoti del globo. Che ricordi ha di questi suoi viaggi? Ma io e Franco Zauli siamo stati i primi del mondo occidentale, gli unici due artisti che hanno aperto le porte all'arte occidentale in Cina popolare, quindi ricordi favolosi perché ci troviamo di fronte a culture diverse, dove la canzone napoletana che noi portiamo da anni in giro per il mondo, è italiana ovviamente, ha spopolato. Ha mandato in delirio migliaia e migliaia di cinesi, tant'è vero che l'ultimo spettacolo a Tianjin eravamo collegati con tutte le televisioni dell'Asia. Ah beh, meraviglioso. Favoloso. E poi veniamo da Hong Kong, da Pasqua. Io dopo la performance di Domenica Inn ho preso l'aereo. Ma non vi fermate mai? Abbiamo fatto 2 concerti, Singapore e Hong Kong. Ecco, invece lei, Zauli, oltre che come maestro di fiducia, arrangiatore e pianista di Bruno Venturini, ha una storia importante come concertista anche. Sì, faccio ancora il pianista, anche se non lo vorrei fare, perché in realtà io sono un autore di colonne sonore e un produttore, esecutore di compact disc, perché in Italia si usa poco la musica ovunque, ma nel mondo abbiamo in ascensore musica, in farmacia musica, certo, dal fornaio c'è musica. Qualcuno lo deve fare, no? Ci sono degli autori. Comunque me lo divido io e Carreras. Sì, io sono anche col tenore Carrera. Quindi no, i miei concerti di pianoforte e orchestra normalmente sono le mie colonne sonore, ma quelle di Morricone. Anch'io sono un po' un ambasciatore, tento di portare disperatamente la nostra musica in tutto il mondo. Perché? Perché noi in Italia consumiamo un po' troppo musica straniera. Sì, questo è vero, questo è molto importante quello che voi fate. Ecco, invece Venturini, parliamo dei suoi estimatori. Lei ha avuto e ha degli estimatori davvero d'eccezione. Ricordiamo il rimpianto Sandro Pertini, Sua Santità Giovanni Paolo II, Mikhail Gorbaciov. Poi ci vuole raccontare cosa ha provato ad esibirsi di fronte a queste celebrità? Tanta emozione. Ricordo il presidente Pertini proprio a Sydney, facevamo un concerto lì per lui e poi ricordo il Santo Padre con tanto affetto, anzi l'ultimo mio compact disc dedicato alle grandi pagine musicali dove c'è anche l'Ave Maria di Gounod, è stata la prima copia omaggiata al Santo Padre, mi ha scritto una lettera favolosa e quindi non è probabile che faremo anche un concerto lì alla città del Vaticano. Bene. Allora, oggi è la festa della mamma, Zauli, cosa ci fate ascoltare? Beh, abbiamo pensato di dedicare a tutte le mamme, Quindi anche a me? Anche a me. Anche a lei e a sua mamma. Certamente, alle mamme giovani, alle mamme... Una meravigliosa pagina del grande nostro Ruggero Leoncavallo, l'autore dei Pagliacci, che scrisse una meravigliosa pagina musicale per la mamma, che poi tutto il mondo ha conosciuto e applaude ancora oggi dal titolo La mattinata, subito dopo la più celebre delle canzoni per la mamma, Mamma di Bixio. Bene, allora vi ascoltiamo, prego. L'aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sol e già con le rose sue dita carezza dei fiori lo stuor. Commosso da un fremito arcano intorno al creato già par e tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio alla tua cantor. Ave, non sei la luce manca, dove tu sei, non sei l'amor.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento che la voce ti manca, la ninna nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Mamma, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Bravi, bravissimi, davvero tanti complimenti. Da brividi, queste canzoni sono davvero da brividi. Grazie anche a nome naturalmente di tutte le mamme che ci stanno ascoltando per questo meraviglioso